Segna un precedente per la giustizia locale la vicenda delle 4 maîtresse accusate di aver gestito e favorito un giro di prostituzione dai grandi numeri tra Spresiano e Campagna Lupia, tra Marca e provincia di Venezia. Le donne, tutte cinesi di età compresa tra i 47 e i 55 anni, sono state destinatarie di un avviso di arresto, misura introdotta dalla mini riforma voluta dal ministro della giustizia Carlo Nordio ed entrata in vigore nei mesi scorsi. D'ora in poi, anche se il sistema è in corso di implementazione, per sottoporre a misura cautelare un indagato per reati non violenti è diventato obbligatorio convocarlo per un interrogatorio preventivo davanti a un collegio giudicante, in modo da consentirgli di difendersi. Per i detrattori un modo in più anche per darsi alla macchia. In attesa degli esiti resta un giro vasto di meretricio, con ragazze per lo più connazionali delle indagate costrette a prostituirsi a ogni ora del giorno e della notte in appartamenti con vetri oscurati. Le tariffe variavano tra i 20 e i 70 euro, di cui metà le stesse maîtresse ora avvisate. Un andirivieni che non era passato inosservato né in piazza Mauro Sordi a Spresiano né in piazza Giovanni Amendola a Campagna Lupia. Per il sindaco trevigiano il problema sta a monte. Ed è lo sfruttamento quello che va a creare, ecco, la situazione di reato. In realtà, se si cominciasse a regolamentare il tutto e effettivamente a far pagare le tasse e a cercare appunto di rendere lecita la professione, io credo che si eliminerebbe molto di quello che è lo sfruttamento e soprattutto si creerebbe equità anche dal punto di vista fiscale.